Era il 4 febbraio 2025 quando il tavolo presieduto dal prefetto decretò la prima zona rossa del Veneto proprio a Padova. A pochi giorni dalla scadenza del provvedimento, nel frattempo rinnovato, la città sulle zone ad alto impatto resta divisa. Tra chi le apprezza ci sono i residenti, chi accetta di parlarci preferisce non farsi riprendere, ma vive nella cosiddetta Ansa Borgomagno. È un provvedimento che secondo noi funziona perché permette una perlustrazione. Anche ieri c'erano carabinieri qui in zona che sono andate a perlustrare la zona sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, dove la gente trova ricovero, e che si era già detto anche in fase solo di progettazione del cavalcavia che si tenesse presente la criticità della zona, evitando un discorso di poter bivaccare sotto, mettendo magari, che so, rete elettrosaldata, mettendo delle barriere o cosa. Si doveva già capire che è un ricettacolo di persone senza tetto. La prima cosa è poter andare a dormire sotto il cavalcavia. Poi anche qui in zona Borgomagno ci sono situazioni di case disabitate dove vediamo il cancello sforzato, la rete scavalcata, eccetera. Di segno diverso la maggioranza in comune. La zona rossa, vista come ghettizzazione, non piace al sindaco Giordani e non piace a parte della società civile. No, non la vogliamo, non l'abbiamo apprezzata, perché pensiamo che ci sia la necessità di progetti veri fatti insieme alle forze dell'ordine, insieme al prefetto, insieme al questore, che guardino alla situazione della sicurezza o alla percezione di insicurezza che c'è, che esiste e di cui siamo consapevoli, ma che guardino a una soluzione, non a un tamponamento. Siamo stati per anni dimenticati, così la residente. Noi vediamo una maggiore attenzione, forse hanno più tempo da poter dedicare dei controlli più approfonditi, anche le persone non hanno più quella percezione di abbandono. Diversa è la richiesta che arriva dall'amministrazione comunale. Se vogliamo dare una vera situazione di sicurezza, riapriamo il posto di polizia in via d'Avanzo e invece che entrare da via Pietro Liberi, che nessuno sa dov'è e comunque è una cosa che è nascosta, teniamo aperto un posto di polizia in via Jacopo d'Avanzo. Questo è fare sicurezza.